della serata, la parte sicuramente più politica, non che finora non avessimo parlato di politica, ma sicuramente questa è la parte diciamo che è più importante perché è più attuale e quindi ci porta alle sfide che ci aspettano nelle prossime settimane, l'8-9 giugno, elezioni europee, questa grande diciamo, alleanza identitaria di sovranità per la pace, per la libertà dei nostri popoli. E partiamo però sempre da un punto storico, da un punto di fatto, da quello che è sempre quello che abbiamo vissuto in questi ultimi anni. Si parlava di 4 anni, insomma, da quando è iniziata la pandemia, ma io partirei già da prima, insomma, da 5 anni. Oggi la conferenza stampa che abbiamo avuto, qualcuno dei candidati ricordava anche effettivamente la problematica vaccini che non nasce da ieri. Se andiamo a vedere la questione di cui si parlava oggi, no? Una delle candidate parlava della questione dei vaccini con la legge Lorenzin e quindi il fatto che già da allora si era incominciato con gli obblighi vaccinali, seppur in maniera diversa e per i minori. Però già da allora mi ricordo che questi argomenti iniziavano a essere sollevati, a essere portati all'attenzione della popolazione, dei cittadini in Parlamento, dove accanto a me sedeva, non proprio accanto, insomma, qualche decina di metri più in là Sara, insomma, però non si poteva non notare il coraggio e la determinazione con cui fin dall'inizio ha cercato di affermare determinate verità, determinate battaglie, per cui era andata in Parlamento allora con il Movimento 5 Stelle. Ricordo come una parte sicuramente del Parlamento la derideva, diciamo, o disprezzava, insomma, per queste battaglie che sembravano completamente distanti e fuori dalla storia, cosa che poi abbiamo visto non è stata così. Ebbene, questo forse è un po' un filone unico, cioè il fatto, come si suol dire, che prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, ecco. Per cui anche per questo siamo qua, perché lo stesso film stiamo un po' vivendo e vedendo in queste settimane con la lista Libertà, dove sono partiti ignorandoci, poi deridendoci e adesso arrivano anche gli attacchi pesanti, quindi vuol dire che siamo sulla strada giusta. Ecco, però mi fa molto piacere avere qua Sara perché, ripeto, ci siamo trovati su movimenti diversi, su strade diverse e oggi invece ci ritroviamo non a caso a fare una battaglia, a delle battaglie comuni per il nostro popolo, per la nostra gente. Quindi ti ringrazio per essere venuta e ti lascio la parola. Grazie Vito. Io ringrazio tutta la comunità del popolo veneto perché abbiamo condiviso qualche banchetto in questi giorni, in queste settimane e devo dirvi e farvi i complimenti, siete fantastici. La potenza della vostra energia positiva, del vostro entusiasmo, della volontà comunque di dare un messaggio sempre e comunque di pacificazione è fondamentale in questo momento. Credo che sia stato poi questo il leitmotiv che ci ha uniti tutti, il filo rosso che conduce effettivamente questa grandissima impresa, per cui dobbiamo ringraziare solo Catenone De Luca, perché è stato lui ed è il grande federatore e probabilmente questo, che poi alla fine è un esempio di buona democrazia e di reale democrazia che amplia orizzonti e dà possibilità e legittimazione anche a forze politiche che altrimenti sarebbero completamente escluse nei parlamenti, e abbiamo visto che ci vogliono esclusi dai parlamenti, l'abbiamo vissuto anche sulla nostra pelle e ce lo ricordiamo bene quando non è stato permesso neanche di votare il Presidente della Repubblica. Direte, beh, beata te, però effettivamente. Però è pericolosissimo. Quei momenti che abbiamo vissuto anche condiviso in parte anche con Vito, sono stati momenti incredibili per la nostra democrazia, che è stata completamente disintegrata, e quelli sono simboli che noi dobbiamo ricordare. E ha ragione Ugo quando dice: io comunque continuerò su questa strada, io comunque non mi piegherò, e sono sicura che nessuno di noi, forte di quelle esperienze,
ora riuscirà più ad essere la stessa persona che era 4 anni fa. Questo è fondamentale. Io però vorrei dare dei messaggi positivi, vorrei, se mi permettete, veramente leggere velocissimamente, ma neanche, sapete che io in un minuto riesco a dire tutto quello che c'è da dire, quindi sarò veramente molto molto rapida, però questa fatica che è stata compiuta grazie veramente a questa impresa eccezionale di Cateno De Luca di federare tantissimi movimenti apparentemente differenti ha portato ad un manifesto, e io vorrei leggervelo, vorrei fare un po' le veci di Laura Castelli oggi, se mi permetti, visto che lei è già a Roma, perché domani, anzi, siamo in fila per poter effettivamente depositare il nostro simbolo, e siamo i primi, ragazzi, siamo i primi che presentano il simbolo libertà. E questo, anche questo è sempre Draghi che non ci vuole bene. Allora, libertà di professare la pace, il primo punto, Italia non belligerante, fondamentale in questo momento storico, che diamo un segnale chiarissimo in questo senso. E qui il popolo veneto può fare la differenza e può essere effettivamente il portatore di un messaggio realmente di pace. Libertà di essere una nazione federale autonomista, ne parleremo con ovviamente Cateno De Luca e soprattutto con il ministro Castelli, che è qui presente, e per me è un onore essere seduta alla stessa tavola con lui. Libertà di essere uno Stato sovrano, l'abbiamo già detto attraverso Ugo Rossi, l'abbiamo già detto attraverso Francesco Amodeo. Libertà di essere un paese equo, ecco, più equità e meno Europa. Per quanto mi riguarda, molta più equità e zero Europa in questo momento. Libertà di cura, fuori la sanità dal patto di stabilità. Lo stiamo vivendo qui in Veneto, l'abbiamo vissuto qui in Veneto. La sanità è diventata azienda, si chiama azienda zero. Lo dicevo stamattina, dobbiamo ringraziare i nostri caro Luca Nostrani se questo è avvenuto. E allora libertà dalla che è stata accettata prima velocemente. Difendiamo i nostri ambulanti, i nostri balneari, coloro i quali ogni mattina riempiono e popolano le nostre piazze e ci danno la possibilità di incontrarci laddove effettivamente c'è ancora un mercato che può far vivere il nostro paese, la nostra Italia e il nostro popolo. Libertà di difendere la propria casa dalla nuova IMU, da quelle che sono le direttive green, che poi di green non hanno assolutamente niente, perché riempiono di polistirolo e continuano a riempire di polistirolo non solo le nostre case ma anche poi le nostre discariche. Libertà di potersi godere la propria pensione, perché purtroppo lo sappiamo, c'è anche questo. Per quanto mi riguarda, io probabilmente non la vedrò neanche la pensione, abbiamo 45 anni, Ugo è molto più giovane, ne ha 33, e probabilmente non sapremo neanche cosa significa pensione. Libertà di mettere su famiglia, ragazzi, oggi non è più possibile. Oggi non è più possibile pensare ad un futuro. Questa gente ci vuole portare a disgregare non solo il concetto di famiglia, e questo lo sappiamo bene che origini ha, che ha origini molto più che sociali, ha origini spirituali, perché qua c'è anche una crisi che non solo è una crisi sociale, non solo una crisi economica, ma è anche e soprattutto una crisi spirituale di questa grandissima classe dirigente. Libertà per i giovani, libertà per i nostri ragazzi che devono essere educati e non formati, i nostri ragazzi che devono essere educati alla felicità e non istruiti con le loro direttive, con le agende globaliste, con i nuovi programmi che sappiamo essere già inseriti all'interno dei loro libri. Io quei libri, mi dispiace, ma li brucerò, e li bruceremo proprio lì a Bruxelles. Scusate, ma sempre Draghi che non vuole che brucio. Perdonatemi, scherzo.
Libertà per i nostri agricoltori, l'ha già detto il nostro amico. Io sono una piccola agricoltrice, una piccola contadina di montagna del Monte Grappa, non so se qualcuno lo conosce, ma penso di sì, perché insomma siamo noi, ci chiamano gli stoici, no? Quelli che stanno sui monti e che effettivamente con un piccolissimo fazzoletto riescono a produrre da mangiare per l'80% della popolazione italiana, perché questo siamo, Con un piccolissimo fazzoletto, col 20% della terra, noi produciamo il cibo per l'80% della popolazione italiana. Libertà ovviamente per i nostri pescatori, libertà economica per le nostre imprese, lo sappiamo bene, siamo il popolo delle piccole e medie imprese che oggigiorno non riesce, a causa della concorrenza sleale entrata a gamba tesa, ed ovviamente di quelli che sono i paradisi fiscali, che non riesce appunto a arrivare neanche a fine mese. Libertà ovviamente di autodeterminarsi i protocolli sanitari. Questo è un concetto importantissimo, l'ha preannunciato anche Ugo prima, ma sta avvenendo una cosa sconvolgente proprio in questi giorni, e proprio nel mese di maggio si deciderà sul trattato pandemico, si deciderà su quanto l'OMS effettivamente potrà decidere delle nostre vite, delle vite dei nostri figli e della nostra sanità, chi si dovrà curare, come si dovrà curare e quanto si dovrà curare. Questo è un momento storico importantissimo ed è fondamentale che persone come Vito, come Cateno, come Ugo Rossi, come Amodeo, come Mauro possano entrare all'interno delle istituzioni per tirare fuori tutte le carte, per avvisare tutti i cittadini di quello che sta accadendo, delle imposizioni liberticide che ci vogliono ancora e ancora più schiavi. Noi dobbiamo dire no a tutto questo, dobbiamo alzare la testa, lo dobbiamo fare adesso, lo dobbiamo fare il 9 giugno e dobbiamo far entrare la parola libertà all'interno di quelle aule. Libertà di difendersi dalle mafie. Abbiamo tra le nostre fila dei candidati d'eccezione. Pier Aiello, una mia, tra l'altro, collega, una nostra collega, la scorsa legislatura, ma poi anche il capitano ultimo. E qui, ragazzi, non parliamo della mafia, come sappiamo, che è solo un problema locale. Ormai il sud del mondo, il sud dell'Europa siamo noi. E sappiate che una delle regioni ad infiltrazione ndranghetista arrivata fino agli alti vertici dei poteri decisionali e istituzionali è proprio il Veneto, e lo dice l'Osservatorio Antimafia, peraltro nazionale. E libertà ovviamente per gli animali, libertà di difendere la dignità degli esseri umani e quindi gestione dei flussi migratori incontrollati, libertà di evitare l'avvelenamento alimentare. Questo è un punto che mi ha visto protagonista proprio nell'ultima legislatura. Siamo riusciti più volte a ridargli questo amico Mario.